oggi orgogliosissimo di essere qui perché prima il Veneto, la mia lista, ha trovato l'appoggio anche di Primavera Veneta e ciò rende orgogliosissimi. Cosa ci differenzia da tutti gli altri? Noi siamo movimenti indipendentisti che assolutamente non devono rispondere a quelle che sono le richieste di Roma e le cose bellicose che vengono trattate a Roma. Non dobbiamo rispondere a padroni nazionalisti e siamo sulla linea indipendentista entrambi. Crediamo che Mira sia un comune che ha ancora una volta la possibilità di poter rimettersi in gioco, di trovare qualcosa di meglio per i suoi giovani, per i pensionati, per le donne, soprattutto per l'attività turistica che tante volte è stata tralasciata. In questi ultimi 5 anni c'è stata una vera e propria latitanza a livello comunale, dove non si è visto nessuno e tutti sparano le bordate gli ultimi 2 mesi. Da gennaio siamo partiti con la nostra campagna elettorale non accogliendo i cittadini all'interno delle sale come stanno facendo tanti, ma siamo andati noi nelle piazze, nelle località, nelle frazioni per capire cosa c'era bisogno da parte loro. Loro ci hanno espresso quello che è la loro richiesta e che soprattutto è quella nell'ambito della sicurezza. La paura ammira, attanaglia le famiglie, soprattutto per tutto quello che si sente. La paura ammira, attanaglia i giovani che si trovano senza lavoro. La paura ammira, attanaglia i pensionati che certe volte sono dimenticati. Noi andiamo avanti per la nostra strada, ci crediamo assolutamente e vogliamo soprattutto portare a casa un progetto, il progetto che è quello di amministrare bene, perché proveniamo tutti da passati amministrativi e non siamo come tanti novelli o novizi che si candidano a sindaco senza avere nessuna esperienza amministrativa ed essendo troppo giovani per comunicare con la gente di questo comune.